buon anno con tutto il cuore a tutti gli amici in ascolto e in visione. E buon anno a chi ama l'eccelsa musica di cultura, sì, perché anche gli editori locali, se messi nelle condizioni, sono in grado di produrre a livelli eccelsi, impensabili. E questa terza pagina proposta dalla vostra TV locale è la dimostrazione di cosa noi piccoli editori locali siamo capaci di fare per il nostro pubblico, ovunque si trovi, in qualsiasi parte d'Italia. È lavoro svolto seriamente che merita adeguata considerazione. Meritiamo di lavorare per informare i nostri cittadini, i nostri territori. Riflettendo come conviene a Capodanno, ci auguriamo che con il cambio di amministrazione in atto, l'attenzione che i piani superiori fino ad oggi hanno dimostrato di avere per la globalità e annessi business alla Dubai d'Europa, giusto per dire, declini. La speranza è che la nuova amministrazione cominci a focalizzare verso il territorio, il nostro amatissimo territorio, fatto di brava gente che ha solo necessità e gran voglia di lavorare. L'augurio è che ci mettano nelle condizioni di collaborare al massimo, perché l'idea di noi tutti è di farcela. Ed è certo che ce la faremo. Dicano quello che vogliono in giro per l'Europa, con i borsoni, con le valigie, con i troller. Siamo un popolo serio, capace e carico di forza di volontà positiva. E noi decideremo di migliorare la qualità della nostra vita. Bene, fatti gli auguri, permettetemi un saluto e un ringraziamento a Don Carlo Maccari, arciprete di Col San Martino, che per questo concerto ci ospitò per una prova generale nella nostra maestosa, grandissima chiesa di paese, ma anche al sindaco Mario Conte e all'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti della città di Treviso per averci ospitato nel cartellone ufficiale della stagione sinfonica del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, uno dei 29 teatri di tradizione d'Italia. La prima nazionale in assoluto per l'orchestra filarmonica di una radio locale, in un cartellone sinfonico. Non a caso è dimostrazione, la più concreta e bella, di svolgere seriamente attività di informazione di interesse generale ai sensi dell'articolo 4 lettera B della legge 250 del 1990, un privilegio che ci siamo conquistati. Il programma è interamente dedicato a Piotr Ilyich Tchaikovsky e l'orchestra filarmonica dei solisti di Radio Veneto 1 è eccezionalmente diretta da un grande maestro di scuola Karajan, Vran Chivchen, di nazionalità armena ma naturalizzato in Bulgaria. Brani perfetti per il Capodanno: Valzer dei fiori dalla suite opera 71A dello Schiaccianucci, il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35, solista un immenso Paolo Tagliamento, un talento incredibile, che come bis ci proporrà l'inno imperiale austriaco su tema di Franz Haydn di Fritz Kreisler. E per concludere, il più bell'inno augurale a noi tutti. Da sempre ci considerano i numeri uno. Il fantasmagorico Capriccio Italiano, opera 45. Nel mondo ci guardano come il popolo numero uno e non da ieri, piaccia o non piaccia a chi rode. Buon anno a tutti e buon ascolto.
Fritz Kreisler in imperiale austriaco su un tema di Franz Joseph Haydn.
Beh, il capriccio italiano ci ha caricato le batterie e abbiamo di che essere orgogliosi di quello che siamo. Speriamo sia un anno foriero di buone cose per tutti. Rinnovo il mio augurio. Buon anno, buon anno, buon anno, buon anno a tutti.